Mettetevi comodi nel salotto più bello sotto le pendici dell'Etna. Questo è lo stadio Angelo Massimino ed è la seconda giornata di questo campionato del girone I del campionato dilettanti, ma da questa serie D per questo Catania che adesso le nostre immagini vi porteranno fino a casa ovunque voi siate. È una Catania ed è uno stadio incredibile, guardate i colori, guardate le curve e andate a vedere, allarghiamo pure su questa scenografia psichedelica che racconta quello che i tifosi della Catania riescono a fare qui allo stadio Massimino. Emozione incredibile è quella che accompagna noi nell'avere il piacere e l'onore di potervi raccontare step by step il cammino di questa formazione, il cammino di questa squadra, il cammino di una società che è da poco approdata in Sicilia e che soprattutto adesso è entrata già nel cuore dei tifosi del Catania. Le curve dello stadio Angelo Massimino hanno risposto, guardate la curva nord e guardate adesso anche la curva sud. È uno stadio, uno dei pochi in Italia o forse nel mondo ad avere tutte e due le curve con il tifo organizzato. È tornata la curva sud, è tornata, così come vedete, è tornata ovviamente, non ci ha mai lasciati la curva nord, è tornato il piacere di giocare al calcio allo stadio Angelo Massimino ed è tornato anche l'orgoglio di essere noi di Telecolor a potervi portare per mano insieme a tutto quanto uno staff tecnico di primissimo livello che ovviamente non posso non ringraziare all'inizio, all'esordio di questo nuovo cammino proprio nel salotto del calcio più bello sotto le pendici del vulcano Etna, e portarlo anche agli amici telespettatori che ci seguono non soltanto dalla Sicilia e dalla Calabria, ma portarlo anche a chi ci segue nel mondo. Ed eccole qui le squadre che stanno scendendo in campo con i saluti e soprattutto con la tifoseria della formazione rossazzurra capitanata ovviamente la carovana dalla terna arbitrale, l'arbitro il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, il primo assistente Gentile di Isernia, il secondo è Lombardini di Chieti. I due capitani da una parte e dall'altra si schiereranno l'uno di fronte, Carbone ovviamente per il salute, lo diciamo per primi, per giusto segnale di cavalleria. Per quanto riguarda invece il Catania, inutile dirlo, Francesco Lodi, e torniamo anche noi in questo racconto di colori rossazzurri che disegnano anche una maglia che oggi invece all'esordio non è la classica, ma evidentemente l'elemento scaramanzia funziona ancora di più, cioè non è la classica casacca rossazzurra del Catania che avrebbe avuto diritto in quanto squadra ospitante ad avere i colori sociali praticamente al petto con la prima maglia, ma evidentemente dopo l'impatto di Ragusa qui qualcuno ha pensato bene di andare praticamente a mettersi al riparo anche sotto un punto di vista scaramantico e regalarsi anche la possibilità di potersi giocare con la cabala quello che può essere il colore della divisa del Catania, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi, maglia bianca, di revers rossazzurri disegnati praticamente sulle due maniche della seconda divisa della formazione rossazzurra, invece classica casacca con pantaloncini neri, con maglia rossa, con stemmi gialli. Per quanto riguarda il Salluta, e vediamo subito nel frattempo che scorrono le immagini con la prima fotografia che resta alla storica, le foto del Catania, lo possiamo dire, sono quelle di Filippo Galtieri, che ha sempre raccontato da tantissimi anni quello che è il cammino per flash, per immagini della Catania. Lo ricordo davvero infante quando partivamo per i campi della Serie C e lui arrivò allora come oggi è diventato il fotografo ufficiale della Catania. Tutto è pronto per il fischio d'inizio di questa partita. Riguardiamo le formazioni, partiamo dal Catania. Ancora l'arbitro deve sincerarsi, ma nel frattempo possiamo mandare la nostra grafica per farvi vedere come la formazione rossazzurra schiera gli stessi giocatori di Ragusa. Questa è la distinta secondo l'ordine, ma questo è invece lo schieramento in campo. Klaus Peters, Francesco Rapisarda da una parte, Casellini dall'altra, Lenzini e Somma i due centrali.
Francesco Loni sarà praticamente la mente regista e anche il battitore di tutti i calci di punizione. Rizzo e Vitale, Chiarella, Sarao e poi ovviamente De Luca per quello che è il tris offensivo del Catania. Vediamo invece la formazione del San Luca, come si schiera in campo, e andiamo a comprendere come nel frattempo la partita è iniziata. Il 4-3-3 disegnato da Francesco Cozza sia comunque rimasto immutato per quanto riguarda ovviamente lo schema tattico che viene seguito dal tecnico del San Luca. Si parte dal basso, così come era avvenuto, si parte da Beters e poi uno dei migliori in campo della scorsa partita, che è Lorenzini, pallone che stavolta viene intercettato, un gioco fermo. Si riparte con un calcio di punizione, il tempo di perdere qualche frazione di secondo per consentire alla barriera di andare praticamente quasi a collocarsi davanti al battitore del calcio di punizione, preferito corto, poi palla fuori, rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra. I due esterni di questa squadra hanno ovviamente facoltà di scivolare lungo la linea che attraversa il perimetro lungo del rettangolo di gioco. Nel frattempo Catania che rimette con le mani, sono 4 maglie bianche, o meglio rossa-azzurre, all'interno dell'area di rigore, preferito lungo il primo controllo di Antonino Vittorio, l'estremo difensore del San Luca, poi spazza lontano, formazione ospite con un pallone perso in tribuna, consentire quindi di poter rifiatare una serie di rimpalli. Costruisce però il Catania. Finora non ci sono state trame di gioco significative, ma la partita è iniziata soltanto da un minuto e quindi il San Luca con Favasuli pronto a battere il calcio di punizione. Anzino poi scambia con il capitano Carbone, pallone che viene spedito, attenzione al movimento di Lebeque all'interno della rigore, la posizione fuori regolare, gioco fermo perché Brizzaniti, che è vice capitano, era abbondantemente al di là rispetto alla linea del pallone, rispetto ai due centrali difensivi della formazione rossazzurra. Riparte il Catania, stavolta lo fa da Sarao, posizione più arretrata prima di poi ritornare nuovamente all'interno dell'area di rigore, dall'esterna, troppo fuori però, quindi l'arbitro ferma il gioco con una rimessa nuovamente, posizione irregolare al momento della cross da sinistra, calcio di punizione. Sarao ha fatto un buon movimento prima, cercando prima il controllo in mezzo al campo, poi facendosi trovare in posizione più centrale. Antonino Vittorio, estremo difensore della San Luca, di testa lì in mezzo alla cerchia di centrocampo, poi c'è Spinaci all'indietro per il controllo di Fiumara, direttamente dalle parti di Beters, che comunque esce fuori dall'area di rigore di testa, una serie di controlli come al solito a scavalcare il centrocampo. Questa è una dinamica che abbiamo visto svilupparsi dalla Catania già nella prima partita contro il Ragusa. Evidentemente ancora una volta il tecnico della formazione rossazzurra preferisce il dialogo con i palli lunghi a cercare le punte, fraseggio che invece si compie a centrocampo. Non ci sono grandi, diciamo, movimenti degli esterni, molto blindate le due squadre, soprattutto il San Luca si fa vedere là davanti con Signorelli, conquista una rimessa con le mani, si fa vedere Lebeque, il controllo, poi ultimo contatto in piedi questa volta di Rizzo, si riprende a giocare con un
rimessa con le mani, lascia il compito Favasuli, lo lascia il compagno di squadra Amilcare Fiumara. Lunga la rimessa con le mani all'interno dell'area di rigore, una serie di rimpalli, poi esce bene comunque il Catania, che può partire con il tentativo di dare profondità alla manovra da parte di Francesco Lodi. Non riesce nella circostanza, ripassa ancora comunque lì da mezzo al campo, tentativo di controllo però andato a male con Chiarella che non controlla, non aggancia il pallone, raddoppio di marcatura. Poi attenzione all'apertura di Signorelli sull'auto di destra del campo, ancora Seroni Grandi, giocatori della San Luca, che comunque adottano un pressing quasi a tutto campo. Il movimento di Favasuli, bravo, giocatore con la maglia numero 3, si è fatto vedere già in alcune circostanze e mi sembra che sia uno dei giocatori da tenere in considerazione, perché in realtà gioca in una posizione esterna a sinistra, solita rimessa con le mani, stavolta invece a Fiumara, solita lunga un po' alla olandese, con controllo non riuscito, palla però si perde oltre nel fondo Alessio Lebeque, e c'è anche il primo piano a Francesco Cozza, allenatore della San Luca, esperienze, mentre c'è il primo calcio d'angolo. Attenzione, la battuta, ricorre il pallone Marco Greco, su di lui raddoppio di marcatura, poi il colpo di tacco a seguire con il tentativo di controcross all'interno dell'area di rigore. Stringono, posizione regolare, gioco fermo, ma attenzione perché il Catania si sta facendo pressare, non è felicissimo Giovanni Ferraro di questo inizio, ma ovviamente diamo anche la possibilità alla formazione rossazzurra di ambientarsi, perché l'emozione è trasversale anche in questi casi, non perché si giochi in casa ma si gioca davanti davvero ad un pubblico incredibile che è quello dello stadio Massimino. Lebeque, controllo di vicino, c'è Spinaci, finalmente gli rubiamo il pallone con Francesco Lodi, l'apertura sulla corsia di destra del campo, potrebbero esserci gli estremi per il calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, con il primo cartellino giallo proprio sulla linea, l'intervento su Chiarella che andava a praticamente muoversi lungo la corsia di sinistra. Cartellino, riguardiamolo, l'apertura, guardate Chiarella, lo sprint, gli ruba praticamente il tempo e a Marco Greco si stampa il cartellino giallo, il primo di questa partita, annotiamolo. Marco Carli segue questo calcio di punizione, dopo magari ci racconti le emozioni di questi primi 8 minuti, ma intanto stringiamo sulla battitore del calcio di punizione, che manco a dirlo, da quelle parti insomma ce n'è solo uno che batte i calci di punizione, è lui, Francesco Lodi. Incredibile il calcio di punizione che ha battuto a Ragusa, ma qua un pensierino secondo me ce lo sta proprio facendo, con pallone che è messo nell'interlinea proprio vicino a ridosso del lato, stavolta però capiscono tutto, Lebeque alza le spalle, si gira e spedisce direttamente fuori. Aveva pensato di farla a giro questo calcio di punizione, o magari ad alzare la traversa, ma più a giro forse il tentativo nella mente di Francesco Lodi, che deve affinare, ma insomma da parte sua non pensiamo ci siano grandi problemi. Rapisarda ti fa vedere ancora Catania, che però ha la possibilità di battere questa rimessa con le mani, ancora un fallo e ancora un cartellino giallo, e perché ancora c'è qualcuno che proprio dà un gran fastidio, è proprio Marco Chiarella, grande partita la sua, il giallo se lo becca Salvatore Favasuli, ammonito, con Chiarella che sta salendo un po' in cattedra, ragazzo Marco 2002, giocatore che sicuramente
sa il fatto suo ed è uno di quelli che ovviamente in questo campionato, sul quale punta moltissimo Giovanni Ferraro, non fosse altro per averlo fatto giocare 2 partite da titolare, rinunciando tra l'altro alla possibilità di giocare con una 2004 in campo come portiere. Preferisce comunque andarsi a recuperare quelle energie che soprattutto sulla corsia un ragazzo classe 2002 come Marco Chiarella riesce a mettere in campo. Francesco Lodi, il calcio di punizione, vediamo stavolta come va tra 2 avversari, ultimo tocco, guadagna il calcio d'angolo, non si schioda da lì però il Catania. Abbiamo parlato di Marco Chiarella, ragazzo cresciuto nelle giovanili del Pescara, portato a Catania in questa stagione, un giocatore la cui stima al momento è bassa per quello che in queste 2 partite è comunque riuscito ad ottenere, a una stima di circa 50.000 euro. Reputo che è un valore sottostimato in considerazione del buon piede, del buon palleggio, dell'ottima rincorsa che questo atleta riesce a dimostrare. Cambia il gioco il Catania, nel frattempo lo prova sulla versante di sinistra del campo. Da quel momento, da quando ho detto a Marco Cardi preparati per un intervento, la partita è scivolata via. A questo punto Cardi, raccontaci cosa succede a bordo campo. Sì Angelo, è vero, era proprio l'8° minuto, che poi curiosamente era lo stesso minuto in cui Lodi aveva sbloccato la partita di Ragusa. Questa volta non è andata allo stesso modo, a te di nuovo. Attenzione, versante di sinistra rispetto al movimento offensivo del Catania, pallone che sfiora all'interno della rigore, poi ci prova la formazione rossazzurra con un tentativo di agganciarla con Rapisarda, si riparte da dietro, spiovente all'interno della rigore, il gol! Ma c'è posizione però irregolare, sì, ci strozza dentro, l'arbitro dice che non va, l'esultanza che però viene strozzata in gola per primo Dio, che sarebbe stato il gol di Giuseppe Rizzo, ma ci dispiace, lo riguardiamo il movimento e la traversone dalla sinistra, è Rizzo che veniva da una parte, Rizzo dall'altra, nel momento in cui il pallone scocca dalla sinistra di De Luca, arriva a Rizzo, o forse Rizzo in quel caso è in posizione irregolare. A noi non è parso, la postazione nostra è centrale, ma francamente non ci permette di essere in linea con il guardaline, mentre questo sì che è gol! Questo sì che è gol! Rapisarda lo mette a segno e guardate come esplode lo stadio Angelo Massimino dopo averci negato quel gol di Rizzo che mi era parso assolutamente regolare. Arriva il gol che non ti aspetti, che è quello di Francesco Rapisarda, che mette praticamente con un piattone a segno il tiro con un diagonale che nasce obiettivamente da un errore in fase difensiva. Ancora una volta però Massimo Chiarella che guarda il movimento dei compagni, poi la mette al centro, una deviazione, arriva la Pisarda e così con un bel piattone di sinistro mette praticamente il gol per il Catania. Le emozioni a bordo campo, Marco. Allora ti stavo raccontando Angelo prima della grande esultanza della panchina che c'è stata prima per il gol ovviamente annullato, poi subito esultanza che si è bloccata. Chiaramente ci si chiedeva se era realmente fuori gioco, un po' quello che hai indagato tu durante la tua cronaca, e poi ovviamente la grande esultanza per questa rete di Rapisarda che è chiaramente voluto molto bene dalla panchina. È un ragazzo chiaramente che aveva molta voglia di segnare allo Stadio Massimino a Catania, nella città che ovviamente nella città che ama, e dunque questo è riuscito ad ottenerlo. Ferraro e Cozza sono tutti e due al limite dell'area
dell'area destinata alle panchine, dell'area tecnica. Addirittura Ferraro la supera spesso e volentieri. Le aree tecniche al Massimino sono molto ampie perché praticamente partono dalla panchina e superano tutta quella che è la pista di atletica. L'altra nota che ti dico, ovviamente dal campo, Angelo, l'atmosfera è incredibile perché vedi questo stadio così pieno dopo tanto tempo, dopo mesi in cui non si respirava l'idea di una partita, di una gara, di una qualcosa che potesse portare agonismo all'interno di questo stadio. E la curva nord, la curva sud, insomma tutto lo stadio, veramente uno spettacolo puro. È davvero incredibile quello che stiamo vedendo e che stiamo regalando ai nostri amici telespettatori, perché è uno di quei messaggi calcistici che raccontano la passione di una popolazione, di un popolo. E poi ci fa piacere che questo gol lo abbia realizzato Rapisarda, che insomma è un ragazzo che è nato proprio qui a Catania nel 1992, il 4 giugno del 92, partì praticamente 11 anni fa, ragazzino, tra le fila del Catania, mentre attenzione c'è un calcio di punizione, poi dopo una stagione venne dirottato proprio in Calabria, Cosenza, poi L'Aquila, Parma, di Igor Lamezia, di Mezzane, San Benedettese, Triestina, ma poi a volte il calcio è una ruota, calcio di punizione, perché attenzione, movimento, il gran salvataggio sulla linea da parte di Beters, che con un guizzo felino saltano in due proprio davanti a lui, e Beters fa davvero un grandissimo intervento. 16° minuto con Beters, questa è una disattenzione grave dei centrali difensivi, calcio di punizione. Nel frattempo Castellini si sta rialzando. Vi stavamo parlando un po' della storia di Francesco Rapisarda, che ha realizzato il primo gol al Massimino, all'interno dello stadio Massimino in questa stagione calcistica. Rivediamo mentre invece quello che è successo con un buco incredibile e con il colpo di testa da parte di Marco Greco, che era andato insieme a Bruzzaniti a cercare il movimento all'interno dell'area di rigore, con la parata, l'intervento da parte di Beters, insomma esordisce al Massimino con una parata bellissima, distinto. Lui è delle uscite settimana scorsa, Ragusa l'abbiamo visto però mi pare che tra i pali questo è un ragazzo che ha grandissima reattività, con anche dei colpi di reni, ma soprattutto è particolarmente attento sul controllo, para in tutti i modi, ci mette la faccia, ci mette le gambe e i piedi. Peccato che da questo portiere non scocchi non hai, sono dei tiri e soprattutto dei lanci lunghi per i compagni di squadra, preferisce invece il tecnico del Catania. Chissà, ovviamente Ferraro l'avrà ovviamente testato decine e decine di volte, ma dicevamo Beters sul colpo di testa, botta sicura di Domenico Bruzzaniti. Guardate come Ferraro indichi e soprattutto tenga sulla corda i suoi giocatori. Di minuti ne sono trascorsi quasi 19 e con i tifosi della Catania che ovviamente continuano a farsi sentire, e con la formazione rossazzurra che al 13°, ricordiamolo, è passata in vantaggio, il gol di Francesco Rapisarda, che segna il primo gol di questa stagione allo stadio Massimino. Lo segna un catanese che è partito da Catania e dopo una lunga storia calcistica durata 11 anni è ritornato nuovamente in maglia rossazzurra per regalare al popolo etneo il suo primo gol
qui allo Stadio Massimino, in questa stagione che vi stiamo raccontando. Nel frattempo la partita non ha avuto scosse significative, se non la reazione, ricordiamolo, al 16° minuto della San Luca sugli sviluppi di un calcio di punizione simile a quelli che aveva battuto Lodi, ma stavolta i partitori hanno preferito il traversone. Fava Sudi, giocatore che comunque ha un buon metro del piede, atleta che è particolarmente attento, occhio alla sua posizione perché parte basso e da quelle parti il primo step lo trova su Chiarella, invece è una specie di cavallo pazzo. Lodi con calma si fa vedere, capitano del Catania, non gli passano il pallone, quella è la formazione rossa-azzurra, preferiscono invece lo spiovente al centro e c'è un altro fallo di Marco Greco che la mette nelle condizioni di avere soltanto essere redormito, rischia qualcosa. E Francesco Rapisarda nel quartiere Pigno di Catania, così come ci raccontano anche i dati anagrafici e la lista del DNA. Anche noi abbiamo una bella squadra, no? Sia Marco Carli, insomma tutto lo staff giornalistico di Telecolor e anche Alessandro Vagliesini che è inamovibile all'interno dello Stadio Massimino. Francesco Lodi stavolta se lo prende lui, calcio di punizione, il pallone al centro, il tiro incredibile, non ci arriva. In Catania davvero per un metro Castellini aveva messo davvero Lorenzini aveva messo una palla incredibile sul secondo legno. Riguardiamo, prima la mette Francesco Lodi, guardate, la raccoglie su quel fronte di testa Lorenzini e poi non ci arrivano praticamente in due a deviarla in fondo al sacco, ma Lorenzini è uno di quelli che in difesa e anche in queste situazioni di gioco può fare la differenza, ma annotiamola ovviamente al minuto 22esimo Lodi per Lorenzini e poi il pallone che spiove lungo una parte dell'area di porta, ma nessuno riesce ad intercettarlo, a metterla in fondo al sacco. Con il San Luca solito schema, perché poi sulle rimesse laterali il San Luca gioca sempre palloni particolarmente lunghi che spiovano all'interno dell'area di rigore e quindi facciamo sempre attenzione perché sono una specie di calci d'angolo che arrivano, stavolta però posizione irregolare, a differenza delle precedenti occasioni che non erano state comunque concretizzate dalla San Luca. Può partire tranquillo l'estremo difensore Klaus Beters, bravissimo questo ragazzo, quando è stato chiamato in causa in azioni tra i pali, metà campo per la formazione rossazzurra Francesco Rapisarda, autore ovviamente del gol, ritorna nella sua posizione classica, quella di basso a destra della linea 4 difensiva della Catania, schema 4-3-3 perfettamente rispettato. Ovviamente se il basso è Rapisarda, là davanti invece c'è Marco Chiarella, i due si scambiano di posizione, mentre sul fronte diciamo difensivo di sinistra, quello assolutamente speculare, abbiamo parlato di Salvatore Favasudi, un ragazzo di 19 anni, nasce proprio dalle giovanili, è stato venduto dall'Africo e è arrivato quest'anno al San Luca, ragazzo che mi pare
buon carattere, solito diciamo interfaccia di Francesco Lodi ma con le mani, Amilcare Fiumara, che invece le mette tutte lunghe all'interno dell'area di rigore, schema provato ripetutamente dai giocatori del tecnico Francesco Cozza, che provano stavolta ad andare all'interno dell'area di rigore del Catania, stavolta palla a piede con Domenico Carbone, ma Lorenzini non le manda a dire a nessuno, spazza lontano e bisognerà ripartire nuovamente con una rimessa con le mani. Solito schema, ormai Amilcare Fiumara si prende la sua bella rincorsa, guardatelo, numeri piccolissimi nei pantaloncini dei giocatori della San Luca, quasi invisibili, così praticamente a non vedersi, ma riguardiamo che sta succedendo. L'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori all'interno del rigore. Ci sono 5 maglie rosse, mentre sono molto di più quelle della Catania. Solito movimento quasi di incrociare di Bruzzaneti. Parte il Catania, lo fa con Francesco Lodi, mette in movimento l'autore del gol della formazione rossa-azzurra, che si fa vedere davanti, ma prima di lui il lancio da parte di Giuseppe Rizzo, vice capitano di questa squadra, che però si perde nel nulla. Peccato, perché poteva essere anche una buona possibilità. Marco K. Angelo, intanto ti dico sotto l'aspetto tattico, Catania che come avrai notato spesso tende a far partire l'azione da destra, viene chiesto anche a Chiarella spesso e volentieri di giocare fra le linee, di provarci quantomeno per cercare di trovare il passaggio giusto, la linea di passaggio giusto per poi andare a servire le altre due punti dell'attacco rossazzurro. In questo caso arriva anche l'applauso per il movimento di Chiarella, nonostante il fatto che non sia riuscito a mantenere in campo questo pallone. Dicevi di Beters, anche per lui grandissimi applausi dalla panchina dopo la parata. Ricordiamo che a Ragusa è stato importantissimo, come dicevi giustamente tu, perché il Ragusa poteva riavvicinarsi al Catania in quel momento particolare del primo tempo, verso la fine della prima frazione di gioco. Invece la sua parata ha portato il Catania poi a giocare un secondo tempo sicuramente più tranquillo. Cozza urla e strepita dalla panchina, richiama l'attenzione dei suoi soprattutto su Favasuli, un po' si lamenta con chi sta in panchina e dice perché non ascoltano quello che gli dico, però insomma sta facendo anche lui di tutto. A te, Angelo. Ma che giocata questo ragazzo giallo, ci sta tutta la vita e se lo deve beccare, perché non è possibile che l'arbitro non ammonisca in questa circostanza Favasuli, che però siccome è già ammonito ovviamente stavolta viene graziato. Però che giocata quella di Marco Chiarella, lo ha praticamente bruciato nel tempo e guardate il movimento, il doppio passo da parte di Chiarella, lo praticamente ipnotizza, poi arriva Favasuli e non si vede, perché si vede il tecnico è proprio in palla Francesco Cozza quello che è successo, ma questo è la cartellino giallo tutta la vita. Guardate, Chiarella, arriva Favasuli, già, questo, se non è giallo questo, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Campionato dilettantistico, però vabbè, capita, speriamo che non dobbiamo insomma soppesare questo errore arbitrale, perché poi succede questo. Francesco Lodi però può battere il calcio di punizione, avrebbe francamente Favasuli meritato il secondo giallo. Adesso c'è Sarao, si parlano i due, si parla anche vicino alla Amilcare Fiumara, che ricordiamo è il battitore delle rimesse con le mani. Francesco Lodi trova il colpo proprio sotto la traversa, ma stavolta il pallone gli si impegna. Dicevamo, abbiamo parlato un gran bene di Marco Chiarella, che per quanto mi riguarda, indipendentemente dall'autore del gol, oggi è per quello che abbiamo visto in questa prima mezz'ora di partita sicuramente tra i migliori in campo, mentre avevamo visto anche inquadrato Francesco Cozza
per lui l'esperienza al San Luca, prima di allora allenatore del Biancavilla, però insomma la sua esperienza non fu grandiosa, perché a Biancavilla, bellissima cittadina, ma rimase soltanto solo 7 settimane. Prima di allora era andato a San Luca, veniva proprio da lì, da questa squadra, prima ancora Altamura Taranto, sua carriera sicuramente migliore invece da giocatore cresciuto alle giovanili del Milan, ma poi approdato al Cagliari, alla Regina, al Lecce, alla Regina, insomma tanta roba per il tecnico della formazione ospite, che ricordiamo invece come tecnico, partito come coordinatore del vivaio della Regina, poi è arrivato a Catanzaro, provato col Pisa e poi la carriera che vi abbiamo raccontato, seconda diciamo avventura con il San Luca, che tra l'altro è una ridente cittadina, come si diceva una volta, aspromontana. 3.000 e qualcosa sono gli abitanti di San Luca, ed è una cittadina che ha praticamente una caratteristica nel frattempo da gioco, si snoda sulla versante sinistra del campo, Bruzzaniti prova a farsi ad avere un movimento in chiave offensiva, subito comunque rimpallato dall'intervento di Giuseppe Rizzo. Caratteristiche, sì, territorio è talmente vasto che però si parte da 70 metri sul livello del mare per infine arrivare proprio sulla catena aspromontana, si arriva ad oltre 1800 metri per tutto questo del percorso diciamo in salita del San Luca. Ovviamente Francesco Cozza non si immagina, non si augura che sia in salita anche questo campionato, che intanto però gli ha regalato la prima sconfitta all'esordio, e adesso è sotto per 1-0 allo stadio Angelo Massimino. Questo è uno dei limiti della Catania, che sembra che dopo realizzare il gol non abbia probabilmente la voglia subito di andare a stringere sull'avversario. Con calma, tanto finora non hanno subito pressoché nulla, se non la reazione dopo la marcatura, ma soltanto per far bella figura all'estremo difensore del Catania, che è Claude Betters, ragazzo che sta dimostrando di essere all'altezza della situazione. Non per nulla è un nazionale lettone under 19, lui che è nato a Aizpute in Lettonia, poi ci faremo dire se effettivamente così è la pronuncia, è arrivato a Catania tramite il Piacenza con la possibilità di doverlo restituire alla fine di questa stagione, ma è un giocatore che era già in un certo qual senso approdato alle fila della formazione rossazzurra, e adesso esatto, partito in B con il Città di Sant'Agata, ma prima ancora aveva sempre giocato in Lettonia, conquistandosi comunque i galloni della possibilità di essere nazionale under 19, e sta dimostrando come la scelta di questo 2003, che ovviamente fanno la differenza, 2003-2004 in questo campionato fanno la differenza, versante di sinistra del campo dove gioca Castellini, si fanno vedere là davanti. Finora non c'è stato grande possibilità per Sarao, che invece adesso conquista un pallone, c'è Castellini da quel lato, poi si prende anche la responsabilità di evitare il disimpegno facile del San Luca. Proprio Sarao torna nuovamente in scivolata, e quindi si va con la possibilità di ripartire con una rimessa con le mani. De Luca lui finora un po' in ombra, mentre guadagna metri Marco Chiarella, si accentra, poi non distribuisce il pallone, vanno praticamente in coppia su di lui. Attenzione però, sull'altro fronte c'è Alessio Leveque, ma ci stanno anche i guardiani della linea difensiva della Catania, e pertanto
senza grandi patemi c'è la possibilità di andare, c'è la prima sostituzione tra le fila del San Luca, entra Rogak, si pronuncia così, ed esce Greco, da quello che ho capito, Marco Carli. Adesso ti confermo esattamente l'ingresso di Robak per quanto riguarda il San Luca, e esce appunto il numero 19 Maesano per la squadra di Francesco Cozza. Ti lascio la linea perché c'è l'angolo. C'è il calcio d'angolo e attenzione perché entra un attaccante e mentre proprio lui la mette di testa, ma la posizione comunque era irregolare, sulla colpo di testa di Dimitru Rogak, con il pallone che aveva superato evidentemente la linea, e perciò cambia a questo punto l'impianto tattico del San Luca, perché esce un difensore e probabilmente scalerà, perché la difesa rimane comunque a 4 da quello che stiamo adesso intuendo, rimane con 3 centrali, i 2 esterni, e quindi diventerà un 3-5-1-2 o insomma andremo a capirlo, perché adesso si piazzano centrali Scalà, Salvatore Favasuli in posizione centrale, il più centrale di tutti è Greco che si fa vedere, e poi Fiumara. Dovrebbero essere questi i 3 centrali, poi Spinaci sull'esterno, vedremo chi andrà a manovrare, ma intanto batte il calcio di punizione il Catania, lo spiovetta all'interno della rigore, pallone intercettato, si torna a far risentire ovviamente le curve di Catania. 36esimo minuto e 45 secondi all'interno del rigore, con una botta dalla distanza, pallone che però si perde abbondantemente sul fondo. Guardate, questo è il classico movimento invece che giunge dalle curve del Catania. Strano che non sia stato chiamato fuori Greco, che era l'autore di quel fallo, del primo, soprattutto di Favasuli, che invece di falli ne ha commessi 2, uno che gli è costato il calcio, il cartellino giallo, il secondo incredibilmente graziato dal signor Giuseppe Maria, che non per nulla si chiama Manzo, e quindi evidentemente è stato dolce nei confronti del giocatore con la maglia numero 3 della San Luca. Al centro del campo il Catania prova a trovare gli spazi, lo fa con Rizzo, poi Arpionato lì in mezzo, Manuel Sarao si rialza, battuta il calcio di punizione a sorpresa sul versante di sinistra del campo, converge sull'altro fronte il movimento di Marco Chiarella. Vi ho parlato un gran bene di questo ragazzo, ma nessuno si va a vedere in profondità, e soprattutto a sinistra De Luca mi sembra particolarmente con le polveri spente, un po' annacquate. Vedremo di capire che cosa succede, perché questo elastico, quello tra proprio Vitale da una parte e De Luca dall'altra, non è che stia funzionando benissimo, così come invece funziona sul versante di destra, dove invece Marco Chiarella se ne va a cercare i palloni. Vedremo se succederà qualcosa, mentre c'è uno scambio di opinioni tra il direttore di gara e il tecnico del Catania Ferraro, e quindi Marco Carli. Sì, che succede? Scambio di opinioni quando l'arbitro va a dire all'allenatore: sono io che ho fischiato il fallo, dunque decido io che cosa, come dare diciamo il tempo alla partita. Ma che gli aveva detto con Ferraro? esatto, no, Ferraro aveva
Ferraro aveva chiesto conto e ragione dell'ultimo fallo e lui insomma è andato a spiegare quella che è stata la situazione. Ti dico anche che per quanto riguarda il nuovo ingresso del San Luca, cioè il numero 9 Roga, che è quello che va a battagliare lì un po' davanti, no? Perché tu prima citavi giustamente, a proposito di battaglia, guarda un po', c'è qualche scintilla esatto, in mezzo al campo. Esatto, e poi dicevo, tu dicevi prima della buona partita di Chiarella, parlavamo di Beters, ma c'è un altro giocatore che insomma ha fatto molto bene a Ragusa e secondo me sta ripetendo la stessa prestazione, che è Lorenzini, che l'abbiamo visto anche in chiave d'attacco, come hai fatto notare tu nell'occasione precedente col suo colpo di testa, la torre che usciva di poco, ma poi sempre molto bravo sulle linee di passaggio che intendevano servire la punta centrale del San Luca. Adesso con Roga che chiaramente Cozza tenta di dargli un pochettino di fastidio. E adesso bisognerà capire, insomma, mi pare di vedere che proprio Michele Somma, quello che si prenderà in consegna il giocatore moldavo Dimitru Rogak, prima esperienza in Italia, lui che è alto 1,90 m, 190 cm, 23 anni per questo attaccante che giunge proprio dalla Moldavia, ma ha una, diciamo, doppia cittadinanza, anche rumeno. Penso che arrivi proprio da lì, un giocatore che ha un bel fisico, ben impostato e che adesso sta cercando in posizione centrale di fare quello che invece sull'altro fronte forse ancora Manuel Sarao non è riuscito probabilmente a fare, ma lì parliamo di altri numeri, di altre stazze. La lunga rincorsa incredibile di Chiarella, instancabile. Stavolta Alessio Leveque, che al quale verrà in mal di testa alla fine di questa partita, però riesce bene a chiuderlo senza commettere fallo. E Marco Chiarella è stato oggi un'autentica spina nel fianco per questi primi 41 minuti e mezzo di partita che abbiamo raccontato, che vi stiamo raccontando in Sicilia, a mezza Italia e in qualunque parte del mondo voi siate. Vi stiamo accompagnando dal cerchio di centrocampo, da questo stadio incredibile che riesce a raccogliere l'amore di una città, l'amore quasi eterno di una città nei confronti di questa squadra di calcio, che racconta con i colori ma anche con le gesta quello che può rappresentare il pallone per una delle città calcisticamente più preparate di calcio, che senza essere secondi a nessuno probabilmente in queste aree metropolitane in queste dimensioni forse esistono in Italia. Dico il forse proprio per non essere particolarmente di parte. Di parte invece c'è il Catania che parte sulla versante di sinistra, il passaggio per Lodi, poi centrale, ancora una volta Chiarella, avanza, palla al piede, ragazzo, il tiro, la deviazione stavolta è di Marco Greco, che fa bene stavolta ad andargli incontro perché non ci sarebbero stati atti di appello per lui. La rimessa con le mani, l'autore del gol Francesco Rapisarda, ancora Chiarella che si fa spazio stavolta fallosamente all'interno della rigore, fallo c'è, l'arbitro rischia probabilmente perché non raggiunge il pallone, non si lamenta il 31 rosso-azzurro, che riprende nuovamente la posizione. Rivediamolo nel nostro replay, la rimessa con le mani, poi sì, un po' ci arriva, non è un contatto proprio di spalle, però stavolta vede bene il direttore di gara. Con i piedi invece Antonino Vittorio, Antonino è il cognome, Vittorio è il nome di questo giocatore. A volte quando si hanno questi, insomma, cognomi, nomi facili da confondere, però vi assicuro si chiama Antonino di cognome e Vittorio di nome. Ragazzo di classe 98, i 2000, diciamo i Super 2000 sono Marco Greco e Nenia. Sono 2 minuti di recupero. D'accordo, grazie Marco. Ci giunge quindi anche in largo anticipo il recupero. Gli altri 2003-2004 sono Salvatore Favasuli e Gioele Signorelli per il San Luca. Attenzione
perché come spiove questo pallone di Marco Chiarella, stavolta doveva farlo girare. È un Catania che dal centro non costruisce quasi mai, sul pressing, non basa l'azione sul pressing, si affida invece alle corsie. Attenzione, lì in mezzo al centro c'è Bruzzaniti, ma l'arbitro ferma il gioco perché Guardaline aveva ravvisato probabilmente un fallo in attacco proprio del numero 11, vice capitano del San Luca. Scocca tra 2 secondi il 45esimo minuto. Amici telespettatori che ci seguite un po' da tutte le parti, così come diceva l'ottimo Marco Carli, si arrivano a 2 i minuti di recupero di questa partita e poi c'è Bruzzaniti, lo stop e il controllo del giocatore della San Luca, c'è un fallo su di lui. Rispetto a settimana scorsa, poi sono passati 10 giorni, Francesco Ori si sta risparmiando un po' di più, sta cercando probabilmente di prendere le misure in questo tempo di partita. Sfoderà sicuramente un secondo tempo all'altezza di quelle che sono le performance del più titolato dei giocatori della Catania. Dalla distanza Greco prova lo spiovente, bravo Lodi, arriva Rizzo, arriva, scusatemi, Rapisarda, poi il movimento in chiave offensiva, si è spostato De Luca a destra adesso, evidentemente la sua performance non è stata la migliore, ha cercato fortuna a destra, però soltanto un incrocio, perché De Luca si è messo a destra nel momento in cui Chiarella è andato a cercare il movimento da posizione leggermente più arretrata, ma adesso torna a presidiare la posizione iniziale. Ovviamente ci sono 5 cambi che il tecnico del Catania può fare, siamo in vantaggio per 1-0. Il Catania comunque non ha mai sofferto il fronte offensivo della San Luca, non ha sofferto neanche poi tanto a centrocampo, anzi nulla. Si fa vedere De Luca spostato a destra, il solito Marco Chiarella, pallone al centro e il mal di testa per tutti i difensori. Finisce il primo tempo di questa partita, il risultato il Catania lo chiude tra gli applausi del pubblico dello Stadio Massimino sul risultato di 1-0. Io devo ringraziare ancora Angelo Scaltriti per le funzioni di addetto stampa responsabile delle comunicazioni del Catania. Vai, eccolo qui Marco Carli. Allora, con Rapisarda, solo per chiederti le due cose: la prima, la grande emozione di segnare qui in questo stadio. Vabbè, quello sicuramente era una cosa che ho sognato, ci speravo, prima della partita parlavo con i compagni e penso che non ci sia stata emozione più grande per me. La prima qui ufficiale a segnare è davvero un'emozione importantissima. Ti sta funzionando al meglio anche la catena di destra con te, con Rizzo, con Chiarella, li state mettendo in difficoltà lì? No, penso che tutti e 11 stiamo facendo una grandissima partita, sappiamo che non è facile e bisogna mantenere questo ritmo e portarlo a casa. Grazie. Mentre nel frattempo è iniziato il secondo tempo di questa partita, per classe di nascita, no? È uscito un 2003, può entrare o un 2003 o un 2004, non può entrare invece un giocatore che sia nato nel 2002 o nel 2001, perché altrimenti sarebbe invalidata la partita per quanto riguarda la sanzione con la sconfitta a tavolino. Quindi questa lavagnetta deve essere sempre ben tenuta in mente da parte degli allenatori, che hanno bisogno anche nella transagonistica di avere qualcuno che gli ricordi come vanno effettuate le sostituzioni anche in caso di emergenza. Ovviamente la sostituzione di Favasuli mi sembrava il minimo sindacale, e l'altra sarà quella di Marco Greco, perché quell'altro è uno che finora gli ha fatto girare la testa Marco Chiarella. I due Marco che ovviamente giocano su fronti diversi e che il primo, cioè quello rossazzurro, sta davvero disputando una grande partita. Catania che adesso cambia campo,
e va praticamente ad attaccare sotto la curva nord della formazione rossazzurra. Si chiudono però quelli della Catania, subito agguerrita la squadra di Francesco Gozza, si fa vedere là davanti, ma non ci sono stati comunque grandi cambiamenti, anche perché Favasuri Raso, che è entrato al posto di Favasuri, mi pare Marco abbia avuto sia stato collocato nella stessa posizione difensiva, no? Esatto, sì, è proprio così. Intanto vi dico che per quanto riguarda il Catania si stanno scaldando alcuni giocatori, sicuramente il numero 7 Andrea Russotto e poi anche Marco Palermo. Sono forse magari i giocatori che per primi potrebbero fare il loro ingresso in campo c'è in anche questo Giovinco, secondo tempo. se tu vedi che c'è Giovinco perché probabilmente Sì, esatto, potrebbe esserci anche lui, perché è evidente che sulle corsie, soprattutto non su quella corsia di destra, non abbiamo avuto grandi opportunità, ed è un peccato perché comunque finora lì davanti neanche Manuel Sarawi è parso nella migliore serata possibile. Sì, ha fatto un lavoro importante di raccordo tra centrocampo e difesa. Adesso si va proprio a vedere Sarao nella linea più avanzata del fronte offensivo, mentre parte il Catania sul fronte di destra. Lo fa ancora una volta con l'inossidabile Chiarella, che è davvero un'autentica spina nel fianco. Con calma Spinaci, siamo all'altezza della linea di centrocampo, non riesce però a sbucare da nessuna parte la manovra della San Luca. Amilcare Fiumara, apertura sulla corsia di destra adesso della San Luca, ci prova con uno spiovente tutto quanto da dimenticare francamente, con palla che si perde abbondantemente al di là della linea del fondo. È indistinta il 21, non ci dice granché, dobbiamo andare a rivedere un po' la distinta, perché questi numeri ci sembrano i numeri all'otto. Marco Carli, no? Allora intanto vi dico che sta per entrare Russotto e il sostituto è De Luca, per cui ero concentrato su quello che stava succedendo nella panchina del Catania. Mi dicevi del numero 21 del San Luca? Mi pare che ci sia un 21, no, ce l'hai proprio a ridosso della posizione di De Luca. È vero, ma di 28 ce n'è uno, di 21 non c'è nessuno in distinta, per cui adesso andiamo a guardare, andiamo a verificare. Andremo a vedere, siamo dei dilettanti ragazzi, ma non perché qui oggi, tra l'altro, con un pizzico di invidia per Marco Carli, devo dire, anche perché comunque la partita è ferma, c'è un fallo, non ci sono grandi ripercussioni, soltanto i Paesi Bassi sono stati colpiti del giocatore in maglia rossazzurra, che nel frattempo però si rialza sul palleggio, che era stato Francesco Rapisarda a essere colpito prima all'anca, no? Poi probabilmente il contraccolpo in caduta ha attinto ad altre parti del corpo. Dicevamo Marco Carli, qui abbiamo avuto un trattamento di catering estremamente da Champions League, mi ricordavano quelli di Berlusconi negli anni del Milan e di tante partite fatte a Catania, questo tipo di catering così internazionale con grande raffinatezza. Tra l'altro mi dispiace che Carli è a bordo campo e non gli è arrivato praticamente nulla. Gioco però intanto ti ho trovato chi è il numero 21, Angelo. E neanche alla regia e neanche ai nostri tecnici, però qui in tribuna vi assicuro che è accaduto, ma alla gente non importa, anche se orario di cena inoltrata, mentre attenzione c'è proprio il San Luca che prova ad andare avanti con Dimitro Rogak, ma c'è spiegata una volta, ritiro assolutamente telefonato. Chi è il 21? Il 21 è Nemia, adesso aspetta, ti restituisco la linea, comunque è Nemia. Catania palla al centro, all'interno dell'area di rigore, la spazza in due tempi, però il San Luca con il movimento a liberare del nuovo entrato Gabriele Raso, riparte il Catania, ancora sostituzioni
non ne sono state effettuate per la formazione rossazzurra. Vedremo il momento. Si parte con la chiusura da parte di Marco Greco, che comunque, indipendentemente dal fatto che è stato ammonito, è un giocatore che in questo momento le prende quasi tutte e soprattutto gioca con l'angoscia del cartellino giallo già avuto, e probabilmente un po' di malizia da parte degli attaccanti del Catania ci starebbe, proprio per mettere in difficoltà il centrale difensivo classe 2001, che in caso di assenza forzata aprirebbe sicuramente uno slot per giocatori del Catania. Bravo comunque nella lettura, al di là dell'incidente, chiamiamolo così, del giallo rimediato del primo tempo. San Luca che prova il movimento, palla che si perde fuori, l'arbitro non ravvisa nulla perché nulla c'è e si riprende a giocare con una rimessa con le mani. Alessio Castellini si fa vedere, cerca il supporto dei compagni. Sarao si gira tra due avversari, sta facendo un lavoro di grande sacrificio Sarao in mezzo al campo. Peccato che però gli manchi un'interfaccia là davanti e soprattutto che si facciano vedere poco gli esterni di a sinistra, e questa probabilmente è ragione di meditazione da parte del tecnico del Catania Ferraro, perché se Sarao si va a prendere il pallone in mezzo, probabilmente da sinistra qualcuno deve accentrarsi. Si parte invece stavolta dal movimento largo a destra con palla che poteva giungere proprio tra i piedi di De Luca, cosa che non succede, non avviene perché viene spazzata per tempo. Ma si ritorna nuovamente a sinistra con il servizio e poi mette tutto in sicurezza la difesa. Sta pressando il Catania, sta spingendo, però il monocorde sempre a sinistra quando si può, e vedremo se Ferraro deciderà di accelerare i cambi o no. Sembra che tutto taccia al momento, mentre Antonino Vittorio rimette il pallone in gioco, lo fa a beneficio poi di Nenia, che abbiamo scoperto essere il numero 21, e poi si stanno riscaldando Russotto, Forchignone e Palermo. Questi sono i tre candidati alla prima sostituzione. Godi lì in mezzo, buona la partita comunque anche di Francesco Rapisarda, che non solo ha realizzato il gol, ma su quella cerniera, quella di destra, ha giocato finora una buonissima partita, una buonissima gara. Francesco Lodi di prima, stavolta non riesce ad affilare la mira del colpo, palla che giunge facile per i difensori avversari. Si lotta in mezzo al campo invece con Mattia Vitale, Alessio Castellini, ma rimedia soltanto poi una rimessa con le mani. L'ultimo tocco è stato del giocatore Catania. Primo piano per Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Non è stata una partita difficile la sua da arbitrare, finora grande fair play tra le due squadre. Diciamo pure che pesa quel neo in ordine alla determinazione del secondo giallo, ma uno che porta il cognome Manzo non si ci poteva aspettare di meno, e quindi è andata così. Non leghiamoci nulla al dito, perché il Catania questa partita la sta meritatamente vincendo, ma deve cercare ovviamente adesso la determinazione per chiuderla, e la deve chiudere magari inventandosi qualcosa rispetto al gioco che ha prodotto a Ragusa, e non è che sia tanto dissimile, nonostante quel campo sia migliore rispetto a quello che abbiamo visto a Ragusa. È un Catania che così gioca sempre centrale, allunga praticamente le giocate dalla linea difensiva scavalcando il centrocampo, mentre attenzione perché c'è proprio la gran parata, l'intervento di Dimitru
Rogak dice calcio di rigore. Incredibile. Rogak all'interno dell'area di rigore, la parata di Peters, ma l'arbitro vede il calcio di rigore. Incredibile, abbiamo detto andiamola a chiudere questa partita. Movimento all'interno e poi la giocata di Rogak, ma mi arriva sul pallone. La ricordiamo questa immagine? No? E magari possiamo rallentarla nel momento in cui, eccoci qui la parata, che mi pare assolutamente diretta sul pallone. A rallentarla 1000 volte, però non mi pare assolutamente, e non per essere di parte, che questo sia calcio di... Eccolo qui il rallenti, intervento sul pallone e poi Bruzzaniti che rovina per terra. Ma intanto calcio di rigore, incrociamo le dita, la partita può cambiare con dagli 11 metri, con la lunga rincorsa, poi si ferma per un attimo il tiro e il gol del San Luca. Dal dischetto gli abbracci per Carbone, capitano di questa squadra, che è andato a realizzare il calcio di rigore al minuto 12esimo. Si prende la responsabilità, una rincorsa a 3 passi, poi rallenta, non si ferma, spiazza il portiere, lo siede e Carbone, guardate, la rincorsa, il tiro, poi il tiro piazzato, non ci può far nulla. Klaus Peters, partita che cambia su questo, diciamo, calcio di rigore molto generoso del direttore di gara. Il pallone è andato francamente tra i guantoni di Klaus Peters, poi Bruzzaniti è andato a rovinare dentro, grazie comunque alla regia. Ovviamente non c'è VAR in questi casi, in queste categorie, bisogna affidarsi al giudizio dell'arbitro e probabilmente in quella posizione forse poteva essere ingannato, anche se la posizione mi è parsa favorevole. Calcio d'angolo nel frattempo del Catania, partita che è cambiata 1-1, lo avevamo detto alla fine dei primi 45 minuti, l'avevamo ribadito all'inizio di questa ripresa. Marco Carli come l'ha presa la panchina? E come l'ha presa la panchina? Certo non bene, anche se la prima cosa che è stata detta alla panchina è che è arrivata alla panchina è l'incoraggiamento dopo il gol dell'1-1. Ti segnalo anche una bella esultanza da parte dei giocatori del San Luca, che non si vede tanto spesso. Tutta la squadra è andata dall'allenatore a esultare insieme a lui. Senti, cui... dal bordo campo la sensazione che ha avuto, no, che era calcio di rigore. Ti dico la verità, non è facilissimo, non è facilissimo da qui, anni, perché chiaramente tanti anni di bordo campo ho fatto, Marco. Ti riporto anche la reazione della panchina. Certo, qualche perplessità, ma non veementi proteste, perché indubbiamente il momento in cui Peters è intervenuto era al limite, è chiaro, al limite, borderline. Ti dico però che devo dire che da qui io ho apprezzato almeno quello che è riuscito a fare Rogak sulla sinistra, perché ha sorpreso nettamente Somma, che era in vantaggio sul pallone in quel momento. Poi Rogak ha preso il pallone e poi da lì è partita chiaramente tutto quello che poi è arrivato con il fischio dell'arbitro per il rigore che ha portato all'1-1 dei calabresi. A te, Marco, hai avuto la percezione nel frattempo, il pallone che vi è allontanato, la botta dalla distanza, una serie di rimpalli, poi Lodi praticamente colpisce con l'esterno, la sporca, poi anche Vittorio Antonino, l'arbitro ferma il gioco, lì c'è una posizione irregolare. Hai avuto la percezione che si sia tardato un po' nelle sostituzioni, no? Si sia palleggiato un po' a bordo campo. Ti dicevo prima, quando ci interrogavamo su chi fosse il misterioso 21 del San Luca, poi abbiamo capito che tanto misterioso non è, perché Nemi, appunto, perché era semplicemente uno sbaglio nella distinta dal 25 al 21.
In quel momento Russotto sembrava proprio quasi sul punto di fare il suo ingresso in campo. C'era anche un'indicazione in quel momento che avevamo un po' carpito dalla panchina. Però questo cambio in quel momento non è arrivato, ci saranno state certamente delle motivazioni. Adesso si alzano altri giocatori, fra cui lo stesso Giovinco che chiamavi tu in precedenza. Insomma, si rimpolpa il numero dei giocatori del Catania pronti ad entrare in campo. Ovviamente possono essere 5, perché le sostituzioni ci sono ancora, C'è sono ancora tutte da... Nel frattempo per il capitano Domenico Carbone, che va a fare un brutto fallo. L'arbitro interviene, la discussione, ma c'è poco da dire. Francesco Lodi sta così ad ascoltare le parole che giungono dal capitano del San Luca, e il movimento di riscaldamento del gioco. Finalmente Russotto gli smette la pettorina, e spero che Andrea abbia più verve e soprattutto fallisca meno occasioni di 10 giorni addietro, punti diritto, e vada a colpire, perché non si può pareggiare una partita così, diciamocelo chiaramente. Francesco Lodi, la distanza è siderale, siamo praticamente 30 metri, pallone che si infrange sulla traversa, ritorna però nuovamente a Lodi dopo la giocata di Rizzo con il colpo di testa. Questa volta dice l'arbitro non c'è calcio di rigore sull'intervento invece su Sarao, cartellino giallo per Sarao che si dispera, allontana tutti Lodi. L'arbitro poi va Lodi a parlare con il direttore di gara. Sarao, per simulazione e proteste, viene ammonito, ma rivediamola questa azione, perché qua c'è proprio da raccontarla tutta. 18 minuti, c'è pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Sarao prende la posizione, la spinta c'è, non è di quelle fantastiche, si può dare, ma a quel punto nel dubbio rispetto al calcio di rigore sull'uscita di Beders probabilmente poteva starci, ma l'arbitro, che aveva fischiato prima un calcio di rigore per una squadra, difficilmente in questi casi, in queste categorie, si prende la responsabilità per un fallo metà e metà sul piano interpretativo, ma come metà e metà secondo me poteva essere quello precedente, che invece aveva portato Carbone dal dischetto mettere palla. Allora, sì, era la sostituzione che io non faccio il tecnico, no, e manco tu Marco Carli, no, e manco noi qua no, in tribuna stampa, ma questa andava fatta, cioè, alla fine del primo tempo, o no? E questa era la sostituzione che, fra parentesi, appunto vi avevamo indicato praticamente 10 minuti, un quarto d'ora fa. Vi dico che il prossimo ad entrare dovrebbe essere Forchignone, almeno io lo vedo sì, qua vicino a me, dovrebbe sta, essere il prossimo a entrare. Ci sta, assolutamente sì. Esce un 91 ed entra un 88, quindi non è che stiamo dando i numeri all'otto, no, ma vi stiamo dicendo che questa sostituzione è, diciamo, per pari età, per pari grado di età, perché abbiamo scavallato gli anni 2000 e da quel punto, dal 2000 in poi, si può sostituire chi vuole con un giocatore di qualunque età. Calcio d'angolo per il Catania, lo batte Francesco Lodi, che è una doccia gelata quella del calcio di rigore, ma era partita bene per il San Luca, quantomeno sul piano del pressing. Nei primi minuti di questa partita aveva cercato di fare qualcosa di più. Francesco Lodi la mette al centro, ma si rintanano in 10 dentro l'area di rigore, ed entrare soprattutto con queste punte è un po' più complicato. Adesso ci prova il Catania con l'apertura di Castellini all'interno dell'area di rigore. L'arbitro dice che anche in questo caso non è calcio di rigore, ormai però ogni contatto la gente protesta, ma stavolta forse la percezione che abbiamo avuto anche noi, perché non fosse giallo, che non fosse calcio di rigore. Adesso la partita diventa nervosa, e questa, diciamo, è la responsabilità un po' del Catania di non aver chiuso la gara nei primi 45 minuti. Guardiamolo, questo intervento non c'è probabilmente nulla. Marco Chiarella, c'è soltanto la galoppata di Chiarella, che rimane il giocatore sicuramente più forte
è più in forma in questo momento del Catania. Questo invece è il fallo che commette da cartellino giallo Rapisarda, e si becca il cartellino giallo, il fallo tattico in mezzo al campo, lo frena. Da regolamento, col minimo sforzo il San Luca ha ottenuto finora il massimo risultato ipotizzabile, no? Poi il calcio è così, merito al San Luca, probabilmente supportato da questo errore da parte del direttore di gara nella valutazione del contrasto tra Guantoni e invece pallone e piede dell'attaccante. Però diciamo pure che il Catania ha bisogno forse di uno scossone importante, e qua lo deve dare il tecnico dalla panchina, no, lo deve dare il momento in cui ancora si è in vantaggio. Però troppo presto, e quindi sostituzione Marco Carli. Pelle, uscirà Carbone per quanto riguarda il San Luca. Attendiamo invece l'altra segnalazione, eccola qui, con Bruzzaniti. Esatto, Bruzzaniti che esce ed entra, come avevamo detto prima, Pelle. Esatto, andremo a capire come va a rimpolpare un po' l'impianto di centrocampo. Esce Carbone che è stato ammonito, anche perché Carbone non ha 18 anni, classe 86, giocatore di grande carisma, capitano di questa squadra, se la prende comoda nell'uscita. Pizzaniti è il giocatore che mi pare ha provocato poi il calcio di rigore su questo Ambaradam, che è stato creato nel momento forse di maggiore appannamento un po' del Catania, che ci è parso monocorde. Questo è il gioco del Catania: palla al difensore, pallone che spiove al centro in mezzo al campo, si cercano i lungaccioni e poi si prova a costruire qualcosa. Certo è che diciamo, per gli esteti del calcio non è il massimo della vita, però ricordiamoci che stiamo giocando in un campionato di dilettanti e dobbiamo far leva su quelle che sono le capacità tecniche dei giocatori che stanno davanti, ma non si può giocare tutta una partita così, perché poi prima o poi lo devi mettere in preventivo, che le squadre ti studiano e esattamente cominciano a prenderti le misure e produci poco per quello che è il tuo potenziale. Rimane 1-1 al minuto 24esimo della ripresa, con le nostre immagini che vi stanno raccontando questa gara, con Andrea Russotto. Adesso i due si conoscono, Marco, con Francesco Lori, e poi come al solito la giocata che mette in movimento il capitano del Catania, che stavolta sì, la posizione però era perfettamente regolare e incredibilmente si mangia il gol Marco Chiarella. Marco arriva stanco e a tu per tu col portiere al minuto 24esimo. Chiarella, imbeccato bene da Lodi, non salta il portiere, in quel caso due sono le soluzioni: no, gliela metti con un tap-in a saltare il portiere, o altrimenti proprio lo vai ad aggirare. Versante di sinistra con Castellini, pallone che spiova all'interno del rigore, ma nessuno la raccoglie, e forse qualcosa anche lì sull'impianto centrale offensivo. Però Sarao è uno di quei giocatori che non ti aspetti, non vedi per tutto il tempo e poi magari ti mette il gol, così come ha fatto a Ragusa. La sua esperienza rimane comunque importante. Francesco Lodi adesso invece il San Luca ragiona sulla destra con Pelle chiamato a ripiegare Castellini, entra in area pure Lodi, viene fuori il calcio d'angolo. È un momento di slegatura tattica del Catania, sta perdendo un po' le distanze e paradossalmente il San Luca sta governando il centrocampo e
sta comunque dettando i tempi di questa partita. Pallone che spiova all'interno del rigore sulla seconda battuta, parte il Catania, stavolta sull'auto di destra del campo, la rincorsa ancora del 31 Marco Chiarella, applausi per lui, ma finora non è stato imbeccato il Catania sul versante di sinistra. Chiarella, lo spazio lì sulla destra per lo spiovente, il traversone con Sarao che non aggancia, Lodi il piattone, la parata e i guantoni di Antonino Vittorio. Ha provato a piazzarla Francesco Lodi al minuto 27esimo di questa ripresa, batte corto con il pallone a giro e la parata sulla linea di porta, incredibile, ma dice qualcosa il direttore di gara Somma, sempre importante sugli sviluppi dei calci piazzati. Rimane la parata di Antonino Vittorio che si prende ben oltre il tempo regolamentare per rimettere il pallone lungo, profondo, come si insegna in questi casi alle scuole di calcio quando sta maturando un risultato inaspettato. Intanto palla avanti e attento Peters che rischia il dribbling, però il ragazzo per piedi c'è, attenzione ai cari e soprattutto non essere troppo così presenti con eccessive autostime. Pallone che spiova all'interno del rigore, sbagliano in due lì in mezzo, come al solito appoggio sulla sinistra, si fa vedere Russotto, poi ancora sempre Andrea Russotto, applausi che aggiungono stavolta anche dalle tribune, sono quelle di incoraggiamento. Lì in mezzo al campo prova Rizzo a dare la carica ai compagni di squadra, ancora una volta Rizzo, stavolta c'è il fallo, c'è il cartellino giallo, assolutamente sì, non ci sono mezze misure e Signorelli si prende il giallo. Gioele Signorelli, calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Ha sbagliato anche il Catania a non forzare mai sul Greco, centrale difensivo già ammonito. Qui l'esperienza del gruppo deve avere la meglio e adesso si alza il coro e il tifo e l'incoraggiamento del pubblico dello stadio Massimino. Francesco Lodi batte per lui il calcio di punizione, poi si defila per un attimo, potrebbe anche essere Russotto, no, perché Russotto lo batte col destro, Lodi lo batte col sinistro, dipende qual è lo schema, anche perché là sono sulla linea di porta, o meglio all'interno dell'area di porta ci sono 5 lungaccioli. Lascia Lodi per la battuta del calcio di punizione, la botta al volo dal limite dell'area di rigore, gliela proprio anche riuscita a Rizzo, ma hanno tentato la cosa più difficile, quella del Catania, piuttosto che andarsi a cercare forse la combinazione più facile. No, se hai uno là davanti di quasi 2 metri, con ogni probabilità potresti tentare un pallone che da quella posizione ha praticamente un'ottima girata di testa. Intanto sono 14.590 gli spettatori allo stadio Massimino, ragazzi, numeri da record. Questa è Catania, questa è la cartolina che vi giunge ed è un peccato che il Catania la stia pareggiando questa partita, almeno fino a questo momento. C'è ancora un quarto d'ora succede praticamente di tutto. Carli, che succede? Mamma, che respinta di Antonino Vittorio nel frattempo, e poi c'è il calcio d'angolo. Adesso il Catania ha messo il piede sull'acceleratore con Russotto, colpo di testa fuori dal disegno rettangolare dei 3 legni della porta dell'estremo difensore del San Luca, pallone che la supera abbondantemente. Il colpo di testa era stato di Batisarda, mentre ci sono le sostituzioni. Marco
Esatto, sta uscendo il 17 del San Luca Greco, entra il numero 8 Suraci, mentre per quanto riguarda il Catania entra Palermo con il numero 23, esce il capitano Ciccio Lodi. E quindi mettiamo energie probabilmente in mezzo al campo. Nel momento in cui Angelo, fra parentesi, Lodi era salito un pochettino in cattedra, esatto, perché comunque da lui era partita l'occasione per Chiarella e da lui poi è arrivato quel tiro che ha costretto in calcio d'angolo, esatto, con un intervento in tuffo il portiere del San Luca. È una sostituzione che poi magari analizzeremo meglio, poi sapete succede così, no? A volte gli allenatori le azzeccano tutte, a volte le sbagliano, no? Questa in linea teorica, no, per quello che abbiamo visto non è una sostituzione che dalla tribuna ci convince, no? Questo dobbiamo dire. Cercheremo di capire. Anche il San Luca ha sostituito il capitano Carbone, evidentemente i due allenatori hanno visto un cedimento da parte dei due capitani, ma Lodi non mi era parso, no? Abbiamo detto che non è stata la sua migliore partita, ma nel secondo tempo ha giocato una buona gara, mentre lì davanti restiamo piantati con uno spiovente da destra adesso con Rapisarda, lo scambio sullo stretto con Chiarella, rimessa con le mani al numero 5 della formazione rossa-azzurra, ancora il movimento col sinistro di entrare di Chiarella, pallone che spiova all'interno del rigore, troppo ripetitivo gioco del Catania, e stavolta non c'entra che il terreno di gioco all'erba alta, no, qui l'erba è giusta, no, è stata anche velocizzata, però ovviamente c'è una rimessa con le mani e finora francamente le sostituzioni di Cozza hanno reso di più rispetto a quelle di Ferraro, sul quale comunque pende almeno il dubbio del ritardo sulla prima sostituzione che probabilmente andava fatta molto prima, posticipata dopo che il San Luca è giunto al gol. Ma attenzione, perché insomma non possiamo demordere, no? Qua la gente ci dice noi siamo il Catania e allora dimostriamolo sul campo. Bravo, fa così difatti Francesco Rapisarda, dice al pubblico beh, fatevi sentire, noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo, e c'è il calcio d'angolo e stavolta non c'è più Francesco Lodi a batterlo, c'è il movimento della panchina del tecnico del Catania. Sono pronte altre due sostituzioni, vedremo un attimo. Sviluppi del calcio d'angolo battuto da lontano, invece ritorna Castellini, la prova sul movimento di Andrea Russotti, il controllo di Russotto sul lato di sinistra del campo, pallone messo al centro, nessuno entra, nessuno va a cercare il dribbling, ma soprattutto ci sono pochi fraseggi all'interno o a ridosso degli ultimi 25 metri, e perciò tutto sembra assolutamente facile in chiave di disimpegno da parte dei giocatori della San Luca. Marco Carli, ci sono due sostituzioni. Sì, entrerà sicuramente Forchignone, dovrebbe Sì, uscire ci Chiarella. sta. Intanto Qua, c'è sì, una c'è il calcio di rigore, c'è il calcio di rigore. rigore, stavolta c'è il calcio di rigore, perché insomma tanto va la gatta al lardo che ce deve lasciare lo zampino, e quindi Palermo si guadagna il calcio di rigore per un intervento una trattenuta di Avusin, di Ale Avusin, mi è parso lui, e poi ci è arrivato invece proprio a cinturarlo Palermo, che ha subito il fallo nettissimo. L'intervento dei difensori della San Luca, è stato Renzo Spinaci a commettere il fallo. Difatti Spinaci va a parlare ancora col direttore di gara. Andrea Russotto andrà a battere questo calcio di rigore, se lo prende lui il pallone,
va ancora, attenzione, ci sono le scintille, guarda che l'arbitro non sta vedendo nulla e nel frattempo se ne stanno quasi dando tra, diciamo, appoggi di testa e ancora lì c'è Ale Augustin che cerca Zizzani mentre qualcuno è Grampi, ma ancora dall'altro lato l'arbitro non si accorge quasi di nulla perché è successo una specie di parapiglia, ma diciamo scintille, non ci sono stati colpi bassi, non ci sono stati colpi particolarmente cattivi, ma questo è il campionato dilettanti. Il problema è che proprio l'arbitro non ha visto il resto di nulla, cioè glielo devono raccontare gli altri e quindi ognuno racconterà la sua versione. Intanto per un calcio di rigore assegnato succede questo. Benvenuti in Serie D, questo potrebbe essere il titolo di quello che stiamo vedendo, ma questa è la categoria e queste sono le regole di ingaggio. Dimmi Marco. Angelo, come vedi c'è un giocatore del San Luca vicino alla bandierina del calcio Sì, d'angolo, sì. che era quello che era andato a guardare l'arbitro, perché ovviamente si deve spostare da lì nel momento in cui c'è la possibilità di tirare il calcio di rigore. Nel frattempo, mentre andava in quella zona, come giustamente Sì, facevi notare tu, non ha visto tutto quello che gli succedeva alle spalle. Il bello è che non gli ha raccontato nessuno cioè non gli ha detto nessuno, no, che Russotto stava per battere il calcio di rigore. Qua la partita si è fermata abbondantemente per 3 minuti, ma in questi casi chiami l'infermeria, chiami la barella e lo fai portare fuori il giocatore, cioè mica può stare lì, no? A dire la verità è quello che ha provato a fare, lui l'ha chiamato, insomma ha fatto capire che doveva intervenire qualcuno, soltanto che poi i medici hanno dovuto fare tutto il giro del campo, insomma la situazione la puoi raccontare tu. Eravamo rimasti al minuto 35esimo quando l'arbitro aveva decretato il calcio di rigore. Palermo era stato trattenuto in maniera evidentissima da Renzo Spinaci, calcio di rigore. Andrea Russotto prende la rincorsa col fiato sospeso, lo stadio Massimino, adesso che scorre il minuto 38esimo. Seguiamolo insieme, tutti fuori dall'area di rigore, l'arbitro controllerà che tutto si sviluppi bene. Andrea Russotto, la rincorsa, il tiro, il gol di Andrea Russotto che ci riporta in vantaggio. Incredibile l'esplosione del tifo dello stadio Massimino, guardate le bandiere, guardate che succede, guardate come vanno tutti sotto la curva nord, ma esplode anche la sud, esplodono le tribune e tutti all'impiedi e vanno davvero tutti quanti ad applaudire Andrea Russotto, ma soprattutto questa squadra che ha avuto un momento di enorme sofferenza. Russotto segna questo gol, la freddezza di Andrea, il piazzato centrale, non si para in questi casi perché pallone dal basso all'alto, spiazza il portiere, si insacca lì, il portiere lo para solo se rimane fermo e all'impiedi, ma se Russotto ha percepito prima il movimento, quel pallone non si para e non si è parato. Andrea Russotto ci regala questa chicca dagli 11 metri e adesso c'è un'altra sostituzione tra le fila della Catania. Sta entrando Michele Forchignone con il suo ingresso in campo. Marco, esce Chiarella, sì, esatto, esce Chiarella. Intanto ti dico che chiaramente è un gol anche importante per Andrea Russotto. Ricordavamo che proprio nel giorno della prima partita del Catania a Ragusa è nata la sua figlia, insomma, per cui è anche un bellissimo modo per festeggiare questo lieto evento. E poi ti dico la verità, si vede la sua esperienza perché è stato bravissimo a mantenere la calma dopo quegli screzi in quei lunghi minuti che hanno separato dal fischio fino alla battuta del calcio di rigore che poi ha dato il 2-1 al Catania. A te Angelo. C'è stata una suspense incredibile, ma non so se hai notato Marco che Ferraro è rimasto impassibile dopo il gol, no? Sì, è vero, è vero. E spesso
vicino appunto al campo, è lui Sì. che controlla tutto, dalla carica anche i suoi giocatori, dà le Sì, indicazioni, sì. ma tante gli arrivano anche dai suoi validissimi collaboratori in panchina, per cui c'è molto scambio di vedute fra chi siede proprio alla panchina, che è a qualche 10 metri praticamente dalla fine dell'area tecnica, fino ad arrivare appunto a Ferraro, che comunque ha mantenuto veramente una gran calma durante quei minuti che hanno separato appunto dal fischio al tentativo di trasformazione poi effettuato del rigore da parte di Andrea Russotto, che poi è andato a festeggiare, a sfogare tutta la sua felicità davanti alla curva nord. Meno male che non faccio il tecnico, perché io avrei sfondato la panchina. Attenzione però, il San Luca in avanti, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, con la sfera che viene allontanata, carica il sinistro, si fa per dire Gabriele Raso, il pallone si perde davvero in curva sud, se lo porteranno a casa i tifosi della curva. Bene così per il Catania. Dico, meno male che non faccio io il tecnico, no, non ho avuto mai questa ambizione, avrei sfondato la panchina a volta. Ma intanto gioiscono con noi tutti i tifosi del Catania, forse un po' meno ovviamente quelli del San Luca, che però è una squadra che mi piace come gioca al calcio, no? Stiamo guardando questo campionato dilettanti e ci stiamo accorgendo che ci sono delle realtà comunque calcistiche che interpretano un buon calcio. Attenzione, Russotto, limite dell'area di rigore, Russotto la rincorsa, poi lo scambio corto, l'intervento provvidenziale pazzesco in fase di copertura di Nenia, che insomma dà a Russotto la possibilità di dirsi altruista, però lì da lì tiri, da lì sfondi la porta, da lì non passi. È che ci è arrivato stanco e probabilmente ancora col calo di adrenalina incredibile dopo la lunga attesa di 3 minuti prima di calciare quel calcio di rigore, e soprattutto dopo averlo realizzato, il che francamente non è poco. Di minuti ne sono trascorsi 43, ci sarà sicuramente un ampio recupero, perché è ovvio che si sono persi 3 minuti pazzeschi, ma il Catania è in vantaggio per 2-1 contro il San Luca. La realizzazione dopo il pareggio che è intervenuto nei secondi 45 minuti sul calcio di rigore battuto da Carboni, il calcio di rigore poi successivo lo ha ricevuto il Catania dopo che 2 volte aveva protestato per mancate concessioni di penalty. Attenzione, palla al piede, adesso il San Luca tutto testa bassa a cercare comunque una sponda plausibile per andare in percussione offensiva. Si appoggiano molto su Antonio Pelle, questo giocatore esterno di destra, ma fanno buona guardia difensori del Catania, indietreggia pure Andrea Russotto. Adesso bisogna contenere il risultato di questa partita, quando finirà, fare comunque probabilmente anche un resoconto per le prossime partite, un riassunto per le prossime gare. Rimessa con le mani il solito Fiumara, che mette la palla avanti, meno male che poi lì non interviene nessuno, ma dobbiamo sapere che Fiumara ormai Amilcare Fiumara mette il pallone sempre lunghissimo, e se c'è Marco Carri che forse voleva intervenire. Anticipo che sono 6 minuti di recupero di questa partita, perché ovviamente oltre ai minuti che arrivano dalle sostituzioni, poi ci sono quelli che hai raccontato benissimo tu poco fa, durante le fasi concitate, che hanno portato al rigore di Russotto. E ti dico, perché prima li abbiamo citati ma non abbiamo citato chi soprattutto si fa sentire in panchina, che è Zeoli, che sta facendo veramente tanto per sostenere i ragazzi. Fraseggio veloce nel frattempo, esatto, scusami, del Catania, che però poi perde l'attimo per la girata in progressione offensiva, gioco fermo nel frattempo perché è stato atterrato. Ottima, diciamocelo chiaramente, la prova di Rizzo oggi, un giocatore che ha giocato una buona partita, si è fatto vedere, a differenza di quella di Ragusa dove ancora non aveva preso le misure. No, oggi Rizzo ha giocato una signora partita, bravo. E poi bravo a Francesco Ravisarda che ha fatto il gol, no, insomma, da catanese, primo gol al Massimino, e poi per Andrea Russotto che ci fa piacere. Ovviamente non dimentichiamoci quello che per me rimane, mentre, mamma mia, ha chiesto 2 in barriera
dice il portiere del San Luca, perché rivediamolo sugli sviluppi di questo calcio di punizione di Russotto, il pallone gira e arriva bene però Antonino Vittorio che mette palla fuori, il calcio d'angolo, ci ha creduto Russotto da quella posizione, lui che queste giocate le conosce e ce l'ha. Nel frattempo siamo già in pieno recupero, perché recupero, come vedete dalla nostra splendida grafica, no? Siamo a 1 minuto e 11 di recupero, dei 6 di recupero, si lotta all'altezza della bandierina, una partita così da godersi anche con le nostre immagini della nostra struttura tecnica. Russotto ci prova ancora il Catania ad andare avanti, stavolta c'è qualche pedata di troppo, sì, si scaldano un po', si alza anche tutta sì, la panchina, anche sì. Marco Biagianti è andato è chiaro perché qui l'arbitro non si accorge praticamente di nulla e adesso bisognerebbe che si intervenga, c'è un cartellino rosso, sì, ma cartellino rosso non si capisce bene a chi, sì, alla rumeno Rogac Dimitru che esce, ma io ho visto un bel calcione prima che è stato sferrato senza se e senza ma non era Rogac l'autore, poi lui c'è andato in seconda battuta. Riguardiamolo un attimo, no, perché c'è questo primo intervento e questo già è brutto, ma eccolo qua, questo è l'intervento che sicuramente il giocatore del San Luca ricorderà, che è Renzo Spinaci, che è più di una volta che è stato graziato, perché non è il primo di questi falli che commette. Diremmo che si è fatto una bella bevuta all'abbraccio di ferro, però stavolta mi pare che il piedino ce l'aveva particolarmente mobile. Ne fa le spese invece Dimitru Rogac, che in seconda battuta avrà detto qualcosa di particolarmente significativo e fatto altrettanto nella mischia. L'arbitro se n'è accorto e ha estratto il cartellino rosso diretto, quindi salta le prossime partite. Ma intanto andiamoci a vedere quello che succede sul campo. Ricordiamolo, ma anche se la vostra grafica insomma vi dice il risultato, il Catania in vantaggio per 2-1 sul San Luca, che ha fatto una partita gagliarda, nervosa a tratti, ma questo è il campionato di Serie D, ricordiamocelo, non si può andare molto per il sottile, ci stanno gli errori, ci stanno soprattutto i momenti di grande nervosismo, e qui il Catania deve essere bravo a colmarli con l'esperienza e soprattutto a colmarli con le giocate importanti e significative dei giocatori. Russotto di maggiore tasso tecnico, Russotto si alza, non è a caso, stavolta Russotto si riprende lui i suoi 15 secondi di surplus. Calcio di punizione, scocca il quarto minuto di recupero, devono passare altri 110 secondi alla fine di questa partita, con il Catania in vantaggio per 2-1, con pallone che viene adesso gestito sul versante destro del campo, guadagna secondi preziosi, va bene il Catania, Forchignone insomma sa il fatto suo, si rialza e adesso tutti a fargli un po' il predicozzo, ci va anche Rapisarda a dirgli vabbè stai tranquillo, no, hai fatto bene, ti sei portato 2 giocatori, guadagnato secondi. Il calcio di punizione, servono questi secondi quando finisce una partita e soprattutto quando c'è stato un intervallo di 15 minuti abbondanti dove hai concesso all'avversario la possibilità di manovrare, hai danzato sugli allori, hai beccato il gol anche sul dubbio calcio di rigore concesso al direttore di gara, ma questo è questo calcio, e adesso ogni calcio diciamo di punizione è anche una mischia, mentre forse sì, c'è un cartellino rosso, non ce ne siamo accorti, ma evidentemente sì, lo rivediamo per Mattia Vitale, ma dovrebbe essere
non ci siamo accorti perché ecco, c'era Vitale lì, stava andando a fare qualcosa, Vitale è andato a commettere fallo, l'arbitro si è accorto di tutto e rosso a Vitale. Non era un fallo da rosso, sia chiaro, non era da rosso, era un fallo da giallo, mettiamolo tu, mettiamola pure, ma siccome secondo me non ci ha capito granché il direttore di gara sull'espulsione di Rogak, perché non mi è parso manco lui uno di quei, sì, magari fomentatore, sì, ma nel frattempo scoccato il 6° minuto di recupero, l'arbitro dovrebbe fischiare. A quel punto per par condicio ha dato il cartellino rosso anche a Mattia Vitale, giallo c'era tutto per il tipo di fallo, rosso francamente no, anche perché poi non aveva fatto, cioè, primo fallo, non ti vuoi prendere un rosso diretto per una stupidaggine del genere, giallo tutta la vita, rosso no, ma intanto siamo 10 contro 10, ma l'arbitro ancora non fischia la fine di questa partita, che adesso però dovrà fischiare prima o poi, perché non si sono persi 40 secondi oltre il 6° minuto di recupero, ne hai già dati 6, adesso ti puoi anche fermare, no, fallo accelerare questo cronometro, però adesso i giocatori del Catania che rimangono a terra, si perderà ancora qualche altra manciata di secondi, anziché 6 minuti di recupero arriviamo al 7° abbondante di recupero, perché è già scoccato. 7 minuti abbondanti di recupero sono una bella cifra, però vabbè, è tutto grasso che cola a questo punto per il Catania. Aspettiamo soltanto il triplice fischio del signor Giuseppe Maria Manzo, mediocre arbitro di questa partita, sicuramente in linea adesso anche, ecco, diventa ancora più mediocre perché si prende il giallo Beters solo per aver ritardato, e qui non ci sta francamente, perché non c'era tutto questo enorme ritardo a meritare il giallo, però quando tutti i salmi finiscono in gloria, evidentemente in questa diciamo salumeria c'entra anche l'arbitro. Finisce la partita e finisce con il risultato conclusivo che regala alla Catania la prima vittoria all'interno dello stadio Angelo Massimino davanti a quasi 15.000 spettatori, una cifra assolutamente da record.